Cambiamo argomento. In questo periodo in tutta Europa ci sono i censimenti degli uccelli acquatici e per quanto riguarda la laguna veneziana i risultati sono davvero soddisfacenti. Sentiamo perché. Tre giornate di censimento nelle principali zone umide del territorio veneziano, la laguna e le valli di Caorle e Bibbione e le aziende faunistico-venatorie vallive della laguna. Lo studio ha rilevato risultati soddisfacenti a dimostrazione del preziosissimo patrimonio ambientale e faunistico di questi territori. La provincia è la prima in Italia che ha un patrimonio di presenza di uccelli migratori e stanziali notevolissimo. L'ambiente ovviamente è gestito bene nelle valli dalle aziende faunistiche e venatorie, l'ambiente è migliorato, ci sono le condizioni ottimali nelle valli per cui ci sia questa grossa presenza di miriadi di tipologie di uccelli. Le lagune di Venezia e Caorle e le varie zone umide dell'entroterra costituiscono un ecosistema complesso, ma allo stesso tempo di notevole pregio a livello internazionale. Sono oltre 270.000 gli uccelli acquatici svernati ospitati nella laguna di Venezia, 30.000 da quella di Caorle. Rispetto al 1993, ad esempio, c'è stato un aumento di alzavole e germani reali, i fenicotteri soprattutto nella parte nord. La laguna di Venezia si conferma come zona umida di importanza internazionale e vuol dire che per le sue presenze è di rilevanza europea e mondiale. Questo per vari motivi, andiamo dalle anatre presenti nelle valli da pesca agli uccelli limicoli che frequentano le velme e le balene, quindi complessivamente la laguna di Venezia è particolarmente ricca di questi uccelli acquatici.